Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con la velocità da parte di Today Winner Font, che resta al comando come spesso gli accade tra i nastri. Parte malissimo invece Ragazzo dei Sogni. Zingaro Gad secondo, che va a chiedere strada al battistrada e sembra riuscire anche ad ottenerla dopo i primi 200 metri di corsa passati in 15,9. In vantaggio Zingaro Gad nei confronti di Today Winner Font. Poi Vastom dei Maghi in terza posizione avanti ad Astecca Dimar, quindi Sax del Ronco, Oktoberfest, Onni Lest alla retroguardia. C'è invece Ragazzo dei Sogni. 400 in 31,3 per il leader favorito Zingaro Gad, che approccia la curva di destra con vantaggio e disinvoltura. Nessuno che muove al largo. E allora così Thomas Manfredini può continuare a gestire dei parziali soporiferi a proprio piacimento. 17,1 addirittura la curva, 48,4 per i primi 600 metri. Muove al largo a Stecca Dimar, che risale e si porta a lato del leader, il quale si è permesso un giro in 1,4,7. Al largo a Stecca Dimar, lungo la corda Today Winner Font. Ancora Vastom dei Mag. In seconda pariglia esterna c'è invece Oktoberfest. Quarto alla corda è Sax del Ronco, il chilometro in 1,20,4 da parte di Zingaro Gad, che continua a gestire i parziali, continua ad andare molto molto piano. Ha mosso in terza pariglia Sax del Ronco, prova in terza ruota Ragazzo dei Sogni, che risale sulla frazione davanti alle tribune di Zingaro Gad, che la passa in 15. 1,35,4 i primi 1200 metri di corsa. Insiste in terza ruota Ragazzo dei Sogni, che si porta a lato di Astecca Dimar e coglie ora la seconda pariglia. Rifiata un pochettino lì, mentre intanto il battistrada ha fatto un'altra curva in 15,8. In vantaggio Zingaro Gad, al largo Astecca Dimar, lungo la corda Today Winner Font. In pariglia Ragazzo dei Sogni, lungo i birilli ancora Vastom dei Maga a precedere Onni Lest. La dritto opposta ai tribuni in 14,2 in accelerazione da parte di Zingaro Gad, che ha fatto il miglio in 2,5,4, meno di un minuto questi 800 metri. L'ultima curva da parte del leader in 14,9. Zingaro Gad in vantaggio nei confronti di Today Winner Fonte di Astecca Dimar, che continua ad impegnarsi al largo. Zingaro Gad in vantaggio. Zingaro Gad che passeggia verso il traguardo, vince facile nei confronti di Today Winner Font, mentre per il terzo è Astecca Dimar. 1,17,9 il ragguaglio cronometrico, 29,5 la chiusa. Il successo da parte di Thomas Manfredini e Zingaro Gad per il training di Alessandro Laspante, i colori della scuderia Fior di Loto. Il successo del 6 anni dall'Indy Riserva, che timbra la prima vittoria dal rientro, porta a casa in percorso di testa questo doppio chilometro con i nastri. Tiene a bada il finish interno di Today Winner Font, che l'aveva lasciato sfilare in partenza. Terzo è Astecca Dimar, 3,16 l'ordine arrivo, molto probabile della terza.